Presentata oggi nella sede dell'Ordine degli Ingegneri di Verona il Comitato Infrastrutture Veneto Veneto SITAV, un movimento partitico e apolitico che punta a raccogliere il consenso e il sostegno di oltre 100 organizzazioni, enti e associazioni che sosterranno la grande manifestazione del prossimo 15 dicembre, ufficializzata proprio questa mattina. Una mobilitazione di piazza sull'esempio di quella organizzata a Torino il 10 novembre scorso per ribadire l'importanza della TAV e di altre infrastrutture necessarie per il sistema paese e per il Veneto. Presente in sala Mino Giachino tra gli organizzatori della manifestazione torinese, capace di far scendere in strada 40.000 persone lanciando qualche settimana prima una petizione che oggi ha già raggiunto le 110.000 adesioni, il quale ha sottolineato quanto importante e strategico sia il completamento della TAV per lo sviluppo del paese Italia. Gli investimenti nelle infrastrutture, in particolare nelle infrastrutture di trasporto, che sono quelle che ci collegano al mercato mondiale, sono i più importanti per rilanciare l'economia, perché le infrastrutture vengono utilizzate da tutti i settori. Nel mondo girano merci, girano turismo, girano affari. Allora, chi ha le migliori infrastrutture, porti, aeroporti, reti ferroviarie e reti autostradali, riesce ad attrarre nel proprio territorio investimenti e traffici. Gli investimenti e i traffici portano sviluppo, portano crescita economica. Il professor Giovanni Sacca ha presentato i vantaggi concreti del trasporto ad alta velocità, illustrando case history di paesi che non hanno avuto timore a puntare su infrastrutture moderne, tra cui Cina e Marocco. Sì, in effetti la Cina ha già realizzato tutta una serie di linee ferroviarie e nel giro del 2025 riuscirà a ultimare il suo programma in maniera tale da raggiungere tutte le città della Cina ad alta velocità praticamente entro 8 ore al massimo e arrivare addirittura al confine con il Kazakistan in 12 ore. Si ipotizza addirittura che in 48 ore col treno nuovo che stanno progettando di poter arrivare addirittura a Berlino o a Londra, cioè nel senso che a questo punto stanno ragionando non più per i viaggi così come si pensa normalmente di treni ad alta velocità da un'ora massimo 7-8 ore, ma addirittura fino a 48 ore. Nel Nord Africa e in Marocco già hanno capito perfettamente come funzionano le cose e praticamente hanno aperto una free zone speciale e hanno già attivato una linea ad alta velocità da 320 all'ora, adesso giorno 27 novembre, hanno realizzato 4 grandi stazioni a Tangeri, a Rabat, a Kenitra fino a Casablanca. Sono dei centri commerciali enormi, con alberghi, con tutti i servizi diciamo moderni e il tutto finalizzato a dare da lavorare alla gente, cioè stanno realizzando una città nuova, la città tecnologica di Mohammed VI, il re del Marocco, vicino a Tangeri e praticamente oltre ai marocchini andranno a lavorarci lì gli europei, cioè dalla Spagna stanno cominciando ad andare a lavorare in Africa, cioè diciamo che le cose sono un po' diverse rispetto a quello che ci raccontano. Il portavoce del Comitato Infrastrutture Veneto, Veneto SITAV, Germano Zanini, ha presentato la petizione Veneto SITAV, che punta a raccogliere 50.000 adesioni entro il mese da parte di persone che hanno a cuore lo sviluppo e la crescita del Veneto. Una petizione molto importante, una petizione dove puntiamo a raccogliere in poche settimane, entro il 15 dicembre, 50.000 firme, 50.000 persone che vogliono dire sì al lavoro e alle infrastrutture. Finalmente è ora di scendere in piazza come faremo il 15 dicembre perché bisogna dare una scossa a questa Italia e le infrastrutture sono fondamentali per il nostro futuro. La petizione sarà inviata a tutti i membri del governo, ai 630 deputati e ai 315 senatori e a tutta la giunta e al Consiglio della Regione Veneto.